Francesco, dove siamo? Questo è il Palazzo del Piemonte della Misericordia. È stato costruito molti anni fa da un gruppo di nobili napoletani che usavano la propria grande ricchezza per aiutare le persone più bisognose. Ah, è una cosa molto bella da parte di questi signori. Sì, esatto. A Napoli si dice "Alire fu ricca, agri Hans fu signora". Vuol dire che non sono i soldi a rendere nobile l'anima, ma la buona educazione e la bontà nei confronti degli altri. Ah, ho capito, quindi 尊严来源于良好的教育。 Esattamente così. Ti racconto una storia. A quel tempo viveva in Italia un pittore molto famoso che si chiamava Caravaggio. Questo pittore si arrabbiava facilmente e amava litigare e faceva botti con tutti e spesso si trovava nei guai. Un giorno, mentre era a Roma, uccise un uomo per sbaglio e così dovette fuggire qui a Napoli per salvarsi la vita. Uno dei nobili che avevano costruito questo palazzo, che conosceva Caravaggio e amava i suoi quadri, decise di aiutarlo. "Io ti proteggerò dai tuoi nemici", disse il nobile, "ma per rimediare al tuo peccato dovrai dipingere il quadro più bello che tu abbia mai realizzato". Così Caravaggio dipinse le 7 opere di Misericordia, un quadro bellissimo che oggi, dopo 400 anni, è ancora conservato qui. Ti prego, Francesco, andiamo a vederlo.